Alla fine degli anni 70 diviene obbligatoria l'installazione delle cinture di sicurezza sulle nuove auto prodotte. Negli stessi anni, con il terremoto del Friuli del 1976 e quello dell'Irpinia del 1980, Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione Civile, è commissario di governo per il coordinamento dei soccorsi e inizia a gettare le basi per quella grande struttura di coordinamento che di lì a poco prenderà il nome di Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. I volontari, opportunamente addestrati, divengono una cintura di sicurezza per la società. Una presenza discreta, ma anche un meccanismo pronto ad agire nel momento di maggiore bisogno, per evitare, per quanto possibile, danni irreparabili. In Veneto, la forza di questo meccanismo si misura nelle quasi 500 associazioni sparse nelle 7 province, con decine di migliaia di persone a disposizione della comunità nei momenti peggiori, in cui una giacca fluo compare quasi sempre mentre fornisce il suo prezioso contributo. I volontari svolgono anche un lavoro preventivo in occasione delle esercitazioni. Ma è proprio nell'emergenza che il carico di buona volontà, senso del dovere e capacità operative si nota di più. In occasione di eventi di enorme portata, come terremoti, alluvioni ed ora il coronavirus, si smette di guardare l'orologio. Alle 4 di mattina abbiamo ricevuto la telefonata di attivazione per mobilitare 11 squadre in direzione montagna. Alle 6 della mattina le squadre erano pronte e già in viaggio verso la loro destinazione finale. I volontari sono il terminale operativo di una catena di coordinamento, gente del luogo che conosce le criticità della terra in cui vive e riesce a descrivere l'evoluzione di una situazione difficile. Durante un'emergenza una signora anziana si trovava in una casa isolata. L'abbiamo raggiunta e anziché trovare una persona piangente e con disperazione abbiamo trovato un sorriso e ci ha offerto un caffè, e questa è l'esperienza più grande per la solidarietà. Un'attività importante che si affianca a quella di chi si occupa di emergenze a livello professionale, come i vigili del fuoco o l'esercito, che sono in grado di effettuare interventi di altissimo grado di difficoltà tecnica, ma non dispongono di organici illimitati. È stato così per Vaia. 3 giorni senza riposare, guardando con precisione millimetrica le previsioni, lavorando per attivare le operazioni di emergenza, operando con professionalità incredibile. Questa è la Protezione Civile del Veneto, che ha messo in campo i migliori tecnici nella sala operativa regionale, coordinati dall'assessore Giampaolo Bottaccin e un esercito di 16.000 volontari sul territorio. Non posso che rivolgere loro un enorme grazie. Lavorare con professionisti rende più facile, per quanto possibile, la gestione del peggior evento meteo degli ultimi 100 anni, nel quale, e mi permetto di dirlo con una punta di orgoglio, si è vista in azione la macchina perfetta della Protezione Civile regionale e testata l'efficacia delle centinaia di opere per la tutela del suolo che abbiamo realizzato negli ultimi anni. L'attività che viene svolta normalmente è quella del monitoraggio e della valutazione delle situazioni che ci sono sul territorio, con particolare riguardo anche alle previsioni. A fianco abbiamo la sala operativa del centro funzionale decentrato che valuta la situazione meteo, e in base alla valutazione della situazione meteo si valutano i possibili livelli di criticità. La sala operativa è divisa per funzioni, qui è il centro di coordinamento a livello regionale. Il sostegno è stato garantito anche per l'emergenza coronavirus. In una guerra ci sono truppe d'assalto, in questo caso rappresentate magnificamente dal personale sanitario. Ma fondamentali sono anche i reggimenti logistici, e questi, nella battaglia al Covid-19, sono rappresentati altrettanto magnificamente
dai volontari della Protezione Civile. E noi in Veneto abbiamo 499 organizzazioni di protezione civile adeguatamente preparati e formati e quindi in grado di fronteggiare qualsiasi situazione emergenziale. Per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, hanno operato i volontari di protezione civile regalando oltre 150.000 giornate uomo che, se facciamo un calcolo e lo traduciamo in termini economici, vengono fuori quasi 30 milioni di euro regalati alla collettività. Questo è il sistema di protezione civile, questi sono i nostri oltre 20.000 volontari di protezione civile su cui il Veneto può contare.